Noi stiamo fermi. A Roma i politici cominciano a preoccuparsi, perché vista da Roma la situazione è: signori, qui questa guerra sta per finire. E se questa guerra finisce e gli altri in Francia ributtano i tedeschi in Germania, invadono la Germania, e noi siamo ancora sul Piave col nemico in casa, e la guerra finisce e noi abbiamo il nemico in casa, che figura ci facciamo? Con che faccia andiamo poi dagli alleati a dire noi vogliamo Bolzano, l'Istria, la Dalmazia? Quelli ci diranno: ma tanto se vi ridiamo il Veneto. Perciò la politica a Roma, che ha perfettamente ragione su questo e vede chiarissimamente come andranno le cose, comincia a essere preoccupata. Perché l'esercito non si muove? A luglio da Roma cominciano le prime telefonate a Diaz e a Badoglio, suo vice, per dire: ragazzi, forse dovreste muovervi, non siamo ancora pronti.